Ci sentite così? Va bene, grazie. Casomai quelli in fondo facciano segno se non c'è posto qua avanti. Bene, buongiorno o buonasera, che l'ora chi è, siamo un po' a metà strada tra buon pomeriggio insomma. Va bene, grazie dell'invito, grazie a Don Sergio, grazie anche a Don Gabriele, grazie a Gianmario e a tutti i collaboratori della parrocchia e dell'associazione che ci ospita. Io introduco velocissimamente perché volevo spiegare perché questa mostra è stata realizzata, proposta all'interno della Fiera dell'Uniano, Fiera dell'Uniano per i non milanesi. Noi siamo di Paderno Dugnano, sapete che Paderno Dugnano è un po' composita perché si è formata con 5 antichi comuni, adesso non facciamo la storia, ma diciamo che poi ogni quartiere, ogni parrocchia ha la sua festa, eccetera. E noi in ottobre abbiamo questa tradizione, questa festa che dura da 40 anni. Perché un ente, un'associazione che organizza una fiera dove ci sono le bancarelle, i punti musica, eccetera, cose tipicamente popolari, di richiamo, di svago, si mette a fare anche iniziative di questo tipo, perché noi ormai è da anni che vogliamo accompagnare la nostra proposta, che può essere appunto di incontro, di socializzazione, così, con un qualcosa di non per riempirci la bocca della parola culturale, ma perché la cultura è legata alla vita, legata al popolo. E il credo che ci accompagna da 1700 anni è diventato qualcosa della vita della gente. Ci è sembrato un anniversario molto importante, l'anno scorso abbiamo sottolineato questo con questa mostra e anche l'80° della liberazione, perché l'anno scorso era l'80° del 25 aprile, quindi noi stiamo su anniversari significativi o a livello generale o a livello locale. E quindi questa è stata la partenza. Quindi come Fiera del Dugnano poi ci siamo incrociati con altre associazioni, in particolare con la Compagnia del Pilastrello e la professoressa Antonella Ricagni, che è qua presente, che è poi la curatrice effettiva della mostra, perché lei è docente all'Istituto Gadda di Storia dell'Arte, quindi è la persona competente. E io credo dopo voi potrete vedere la mostra che abbiamo allestito partendo in senso orario, quindi da là, facendo il giro ogni pannello davanti e dietro. Credo modestamente sia riuscita nell'intento di fare una presentazione che fosse assolutamente adeguata dal punto di vista del linguaggio, quindi di una persona competente, però anche che lo potesse comunicare anche a chi non è laureato in storia dell'arte, insomma, siano delle cose comprensibili per tutti. E poi credo che la cosa forse più comprensibile sia la bellezza di queste opere d'arte che tanti autori italiani non nel corso della storia hanno dipinto, hanno realizzato o anche hanno progettato pensando a queste verità di fede del credo, e quindi speriamo che sia di vostro interesse, possa completare quel percorso che il parroco ha fatto appunto in queste settimane. C'erano anche altri due aspetti, uno l'ho appena detto, quello della bellezza, nel senso che portando i ragazzi anche magari a vedere appunto dipinti sia in loco sia magari a Milano eccetera, ti rendi conto che in mezzo a tante proposte che ci sono al giorno d'oggi di vario tipo, però veramente quando una cosa è bella, la persona lo riconosce, anche il ragazzo che sta crescendo si accorge che questa cosa è bella. E poi c'è anche un altro aspetto storico legato anche alla mia formazione giornalistica, che Nicea viene 12 anni dopo il cosiddetto editto di Costantino, e Costantino è stato sicuramente un grande governante, un grande imperatore che, come sapete, lasciò la libertà di culto e poi si è interessato anche delle faccende della Chiesa promuovendo questo concilio. Tra l'altro è stato promosso da lui, dopodiché è sempre stato il Papa a convocarlo, però lì è stata questa idea, questa scelta. Direi che nella situazione in cui siamo a livello mondiale, parlare di libertà di espressione, di libertà di parola, di stampa, di religioni sia sempre importante, perché insegniamo ai nostri giovani cosa vuol dire averla avuto da parecchi decenni ed averla ancora, insomma, questo mi sembra importante. Questi sono gli aspetti che abbiamo sottolineato, quindi lascio la parola alla professoressa Riccardo. Grazie.